No, con i piedi no. No, con i piedi non sono bravissima. Però ogni tanto ci penso, dico, dovrei assomigliare un po' più a Neuer forse alcune volte. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Back in the hole where they got him living like a rabbit, he's smarter than that. No, non metterla questa, ti prego, no, non metterla. Mi chiamo Martina Donà, ho 21 anni e gioco in porta. Inizialmente giocavo fuori, un po' jolly, un po' dappertutto da piccola, però mi è sempre piaciuto il fatto di avere una responsabilità un po' più grande delle altre, ma anche le semplici sensazioni che ti dà il ruolo del portiere, l'agilità, lanciarsi, andare nella mischia. Io sono di Murano, che è un'isoletta di fronte a Venezia, dove si fa il vetro. E sì, però la distanza a volte è un problema, però me la sono sempre cavata, insomma, ho sempre trovato il modo di giocare. Lo devo a mia mamma e mio papà, mia mamma perché mi sopporta. Mio papà perché fin da piccola mi ha sostenuta e anche quando giocavo a Mestre ed ero alle medie mi portava sempre lui agli allenamenti, quindi anche con la macchina su e giù. Però è una passione che credo mi abbia trasmesso anche mio papà, perché quando avevamo tempo libero magari tornava dal lavoro, ci mettevamo davanti a un armadio e lui già lì mi faceva i tiri e io dovevo pararli come se fossi un portiere. Attualmente mi ispiro a Neuer, mi piace tantissimo. Però mi piace Zoff, di cui ho letto anche il libro, e al femminile la Hope Solo dell'America, americana. È anche una delle cose che diceva Zoff sul libro, praticamente nel libro. E tante volte, la maggior parte del tempo, si gioca in attacco, comunque è facile perdersi, no? Il portiere è facile che si perda fra i suoi pensieri. Infatti io ho trovato la tattica di parlare tanto e rompere le scatole alle mie compagne che mi dicono spesso di tacere, però ti aiuta a stare concentrata. Mi è piaciuto proprio come ha descritto il ruolo del portiere, non l'ha descritto solo appunto il lato fisico, no, atletico, ma proprio anche il lato psicologico e interiore dell'essere portiere. Lo chiama, mi pare uno stile di vita, essere portiere. È una cosa che non mi piace, il fatto che noi donne nel calcio siamo ancora dilettanti. La compagna più forte è la Marta Michelò. La compagna più seria secondo me è l'Alessia Mazzucato, perché nei momenti in cui bisogna fare qualche discorso serio, diciamo la squadra guarda lei e lei ci sa fare, sa parlare, sa esprimersi bene, quindi dà appunto serietà. Allora, la compagna più casinista forse la Chiara Sarain, forse sì. La compagna più simpatica, a me fa tanto ridere la Rossella D'Antonio. Nella vita di tutti i giorni studio scienze motorie a Padova, sono al secondo anno e poi nel tempo libero esco con le amiche, mi piace suonare la chitarra e sono scout. No, ogni stagione può avere i suoi alti e i suoi bassi, l'importante è riprendersi come stiamo facendo e continuare a cercare il meglio, insomma. Sì, mamma mia, se non ho detto che non mi fa giocare, saluto Mirko, ciao Mirko, che è il mio preparatore attuale dei portieri, gli voglio tanto bene, ciao!